Salomon slargà la sua paronanza su tutti i reams dal flum fin te tiere dei Filisteos e fin al confin con l'Egitto. Appaiavano la loro sottananza e a sterin soldi di Salomon perdute la sua vita. La mangiativa di Salomon per una giornata ieri 30 cor di farina di flor e 60 cor di farine ordinarie, 10 bus di grasse, 20 bus di passon e 100 pioris, senza contare i cervi, gli gasellis, gli antilopis e i cocs ingrassati. Lui alparonava su tutte le terre di là dal flum, di Tipsac fino a Gaza, su tutti i res di là dal flum e all'ieri in pace con tutti i confinanti dall'intorno. Giuda e Israele stavano in pace ognuno sotto dal suo vignale e sotto dal suo fiar, di Dan a Bersabè, per tutta la vita di Salomon. Salomon aveva 4.000 stalloni per chiavai dai siei, chiars e 12.000 chiavai di siele. Che prefezzi provvedevano alla mangiativa di Salomon e due che potevano mangiare in tavole curre, un mese per uomo. Noi lasciavamo mangianuie. A fornivano il guardi e il strampa chiavai di tir e di siele, tal luogo là che ognuno si intivava a chiattarsi da ur de sue consegne. Dio idea a Salomon una sapienza e un'intelligenza tan grandi che mai è un cur larg tanto il savalon che è sulla riva del mare. La sapienza di Salomon è più grande che non la sapienza di tutti i figli dall'Oriente e di tutta la sapienza dall'Egitto. Al fu più sapiente di qualche altro, più dall'Ezrachit e il Tan, dai figli di Macol, Eman, Calcol e Darde. La sua innomine arrivava in tutti i popoli dall'intorno. Al preferì 3.000 proverbi e gli suoi schianti arrivarono a 1.500. Al trattato di plantis dal cedri che dal Liban fino all'Isop che cresce sui muri. Si tratta anche di nemai, di uccelli, di nemai che si striscinin e di pesci. Arrivarono in tutti gli schiarnassi per sentire la sua sapienza di Salomon e tutti i res de tiere che avevano sentito a di de sua sapienza, i mandare in regai. Il re di Tir Kiram al mandai 6 fameis dal re Salomon con un mese perché aveva sentito che la l'avevano consacrato re in pen di sopari e Kiram gli era stato sempre a mia di David. E Salomon al mandà Kiram quest mes. Tu sai anche tu che mio pari David, per colpe de guerre che i nemici hanno fatte di ogni bande, fin tremai che il Signore ha messo sotto dai suoi piedi. Non l'ha potuto fare sul templi per non dal Signore so Dio. Come il Signore mio Dio mi ha dato la sua dulintore, non hai nemici né contrarietà di sorte, per la quale o penseresti di fare un tempio al nome del Signore mio Dio, come che il Signore gli ha detto a David mio pari. To fi che io lo metterai sulla sua sente in talto puesto, al faserà sul tempio per mio nome. Come ordene che mi ta in arbui tal Libano, i miei famei se saranno con te i famei, e ti paierai il nauli dai tuoi famei da ur che tu destineras. Tu sai sparatri che quelli di noi non è nessuno che vedi il mistero dei sidonesi tal taia arbui. Quando Chiram al sentire le parole di Salomon si indallegra e al dice benedetto sei al voi il Signore che gli ha dato a David un figlio di sentimento per reggere questo gran popolo. E Chiram gli manda a di così a Salomon, ho avuto il tuo mes, per quel che mi riguarda ti contenterai in dote e per dote, con l'en di cedri e con l'en di cipressi. I miei fameis io ti tirerai giù dal Libano fin al mare, io metterai in mare sugli scataris fin al pues che tu desideras tu. E lì io dispererai e tu lo meneras via.
Tu però, tu mi contenteras anche me fornint di mangiativa e la me chiase. Chiram mi procurà Salomon lins di cedri e lins di ciprès, tanto in volè. E Salomon gli passà Chiram 20.000 cor di forment per nutrire la sua chiesa, e 20.000 cor di vueli rut. C'è che Salomon gli dava Chiram a Amparan. Il Signore dà a Salomon la sapienza, come chi aveva impromettuto. Jenfri Chiram e Salomon e regna la buona armonia, e tutti i due arriveranno a combinarsi. Il re Salomon al tira d'ogni per i lavori sforciati, om di tutto Israele, andiere 30.000 oms per i lavori sforciati. Io mandato al Liban 10.000 per mese in volte. Stavo in un mese dal Liban e 2 mesi a chiesa. Ad ogni gran agliere il suo restando ai lavori sforciati. Salomon aveva anche 70.000 che portava il materiale e 80.000 a piccare la pietra sulla monte. Senza contare incaricati dai prefetti che dirigevano gli sosbori, 3.300 di loro che comandavano alla gente che lavorava. Il re al de ordine di chiavare gran clapons, dai mios, per buttare gli sfondi dal tempio, tutti spieri squadrati. I lavoranti di Salomon e che di Chiram e i kiblitz tagliavano e preparavano in legno il clap per far su il tempio.